Ciao ragazzi, cosa nasce alle 5 del mattino a Valeggio sul Mincio? I tortellini? Sì, certo, ma oggi sono qui per il Nadalino. È un dolce semplice il Nadalin? Allora, di per sé sì, perché fa parte proprio della produzione e della tradizione popolare. È proprio un dolce che nasceva nelle case anche di chi non poteva permettersi un pandoro o un panettone, qualcosa di ricco. Come nasce? Come viene fatto il Nadalin? Allora, il Nadalin per noi di Valeggio, tradizionalmente appunto la mia famiglia lo ha lavorato sempre come se fosse appunto un panettone, quindi un doppio impasto serale, c'è un impasto serale in cui viene aggiunto il lievito madre e dopo un impasto al mattino, quindi arricchito negli anni sempre di più per essere coerente con la nostra linea produttiva, quindi con il prodotto moderno e quindi bello ricco di burro, con il burro migliore, con il tuorli, appunto negli anni abbiamo abbandonato le uova intere per lasciare appunto posto al tuorlo d'uovo che è molto più grasso, quindi più piacevole e quindi dà anche una maggiore conservabilità. Mi ha colpito l'emulsione che ci metti dentro, che è un po' l'anima, vero, del Nadalin moderno, se ho capito bene. Io nell'emulsione metto dentro tutto quello che è la parte aromatica che voglio che spicchi all'interno del mio dolce, però appunto lavoriamo senza conservanti, senza coloranti. E cosa mettiamo dentro? Mettiamo dentro il candito in pasta, quindi è proprio scorza di arancio candito macinata, scorza di limone candito macinato, vaniglia, miele, che appunto scelgo un miele d'acacia perché appunto anche serve a dare morbidezza, serve a dare profumo, un profumo delicato, non magari come un millefiori che diventa incostante, ma è proprio una profumazione di miele che è un sottofondo, perché i profumi che devono spiccare sono quelli delle mandorle, dei pinoli sopra, della glassatura, della vaniglia, è delicatamente armonioso. Non è che questi arricchimenti, questi impreziosimenti allontanino un po' la concezione classica del Nadalin? Quello della tradizione veniva messo dentro la scorzetta del limone, veniva messo dentro la vanillina, perché una volta appunto la vaniglia non c'era, ma c'era la vanillina, le uova, il latte, noi mettiamo dentro la panna appunto per renderlo più ricco, ma siamo sempre lì, i profumi sono quelli. Dopo che fa, come in tutte le cose, la differenza non è il dolce in sé, ma è quello che il dolce ci porta a fare, perché il dolce lo tagli nel momento del Natale, nel momento della famiglia, quindi diventa più buono proprio perché è il contorno del dolce che fa la differenza. Il fatto di mangiarlo assieme agli amici, il fatto di mangiarlo insieme alla gente che ami, con il quale passi il Natale, insomma è la famiglia che conta attorno al dolce. Perché hai deciso di puntare così tanto sul Nadalin? Perché appunto reputo in questo mondo super gettonato di panettoni, in cui il panettone è stato sdoganato in mille forme, salato, dolce, il Nadalin è rimasto per me puro, quindi è secondo me la semplicità fatta persona, piace appunto anche a chi non ama i canditi, che c'è ancora una piccola frangia di clienti che non amano i canditi, ma proprio perché è semplice e lo reputo come il vino beverino. Uno ne mangia una fetta, ne mangia due, ne mangia tre e continua a mangiarlo, se lo mangia tutto. Perché proprio non ha la pesantezza del pandoro, non è ricco come il pandoro, non ha i canditi come il panettone che comunque creano ricchezza e quindi appesantiscono, se vogliamo, cioè nel gusto il dolce lo rendono caratteristico. Il Nadalin invece è il profumo della vaniglia, il profumo proprio di casa, secondo me.
E come va mangiato il Nadalì moderno, Luigi? Allora, personalmente lo preferisco naturale, cioè Mm. una fetta presa così. Però mi piace farlo gustare con una bella salsa alla vaniglia, con una bella crema chantilly, diventa un'armonia, un'esplosione di gusto. Quindi, no. Magari scaldato un pochino. Sì, sì, magari anche la salsa scaldata leggermente che va in contrasto con il tiepido del Nadalin è la sua. Amo le tradizioni veronesi. Grazie a Luigi per avermela fatta riscoprire. Il Nadalin rivisitato in chiave moderna. Ragazzi, buone feste. Auguri a Adesso tutti. potremmo... Sì, sì, gli infatti, auguri abbiamo fatti, il Nadalin è nato. andiamoci dentro. Mm. Uff, che buono.